Nei primi 9 mesi del 2018 l'export italiano nell'Est Europa è cresciuto del 4,5%, quello del Veneto quasi del doppio, 8,5, sfiorando i 2 miliardi e mezzo di euro. Ma a spiccare ancora di più è il dato delle province di Padova e Treviso, dove l'aumento ha raggiunto il 10,4%. Come si spiega questo boom del Veneto e in particolare di Padova e di Treviso? Diciamo che sono aree che sono sempre state fortemente vocate alle esportazioni. I nostri imprenditori sono sempre stati un po' pionieri, ancora prima alcuni della caduta del muro di Berlino e subito dopo ovviamente molti imprenditori, perché poi il DNA dell'imprenditore veneto è vocato all'esportazione e all'internazionalizzazione. Nonostante le difficoltà dell'economia e a dispetto del diffuso rallentamento delle esportazioni, l'area del vecchio continente che va dai Balcani all'Ucraina, 95 milioni di abitanti, PIL di oltre 1.000 miliardi di euro, con crescita superiore al 3% negli ultimi 3 anni, rappresenta per diverse imprese venete una piattaforma strategica. Ci sono paesi in cui abbiamo visto anche dagli dati di oggi il tessile, il calzaturiero la fa da padrone, altre aree in cui c'è una fortissima presenza del metalmeccanico. Quello che è interessante è che in questi paesi, oltre ai settori tradizionali, si stanno aprendo anche nuovi settori come quello delle energie rinnovabili, come quello del turismo, come quello dei servizi. Le proiezioni di Confindustria sono per un ulteriore aumento di un rapporto commerciale che tra il 2008 e il 2017 è già cresciuto del 18,5%, passando da 5 ad oltre 6 miliardi di euro, un rapporto che in origine era vissuto anche di una contestata delocalizzazione che oggi non appare più possibile. Ci sono alcune aree in cui anche lì la manodopera ormai non si trova più e delocalizzano anche loro o vanno alla ricerca di altre fonti produttive. Oggi diciamo, l'evoluzione di quello che fu la delocalizzazione è proprio una internazionalizzazione vera, cioè un vero presidio dei mercati.